È la scuola enologica più antica e prestigiosa d'Italia, che coniuga la formazione al mondo del lavoro, unendo la scuola al suo territorio. Al microfono di qdpnews.it Maria Grazia Morgan, dirigente scolastico dell'Istituto Giovanni Battista Cerletti di Conegliano. Maria Grazia Morgan, qual è il termometro della scuola italiana ad oggi? La preparazione e la formazione è adeguata alle aspettative e alle esigenze? Diciamo che sicuramente le novità che sono state introdotte nella scuola per quanto riguarda la formazione dei nostri ragazzi sicuramente vanno nella direzione di formare alunni e futuri lavoratori sicuramente preparati. Parlo del nostro settore che è quello vitivinicolo, agrario, alimentare. Perché lo sviluppo che si predilige è quello delle competenze, quindi di un saper fare spendibile nel mondo del lavoro. Noi ne abbiamo riscontro, direi quasi quotidianamente, perché i nostri ragazzi che effettuano attività di alternanza scuola-lavoro, stage, tirocini presso aziende del settore veramente vengono apprezzati proprio per le competenze, soprattutto in ambito diciamo pratico, laboratoriale e vengono anche molto richiesti. Durante l'estate ho dato l'autorizzazione, l'ok a tantissime richieste per assunzioni nel mondo del lavoro proprio in questo settore, perché probabilmente il mondo del lavoro comprende, capisce che escono ragazzi, per carità, che devono ancora ovviamente fare anche molta strada dal punto di vista proprio pratico, però già con delle competenze spendibili. Fino a qualche anno fa l'esperienza all'estero era quasi un rito per lo studente. Oggi quanto conta fare esperienza al di fuori per poi portare competenze ed esperienze appunto anche in loco? È fondamentale, se non indispensabile. Io le dico solo che nel nostro piano triennale dell'offerta formativa, anche in base al mio atto di indirizzo, abbiamo indicato tra le 4 priorità più importanti proprio la mobilità in uscita, anche in entrata, e tutti i progetti di cooperazione internazionale, da Erasmus a tantissimi altri, perché davvero possono tornare con un bagaglio arricchito importantissimo, non solo per la conoscenza della lingua, che è già una cosa importantissima, ma anche proprio per tornare con esperienze fatte all'estero, dalle quali mutuare sicuramente elementi fondamentali per la crescita dei nostri ragazzi. Quindi noi abbiamo moltissima mobilità in uscita, abbiamo degli insegnanti che si occupano di questo. Abbiamo attualmente ragazzi a Maribor piuttosto che in altri luoghi proprio grazie anche al progetto Erasmus, ma abbiamo anche mobilità in entrata. Fra pochissimo arriveranno studenti del Perù, ma anche mobilità che riguarda i docenti, dal Perù, Argentina e altri paesi del Sud America per effettuare qui un'esperienza. La stessa cosa faremo noi nei loro paesi e verremo accolti dalle loro scuole e da altre realtà importanti nel settore non solo vitivinicolo di quelle zone. Quindi indubbiamente l'esperienza all'estero è fondamentale. Che cosa significa per lei rappresentare l'Istituto Cerletti, una vera istituzione del territorio ma anche nazionale? Ho una grande responsabilità, è una macchina complessa questa da far funzionare ogni giorno. Fate conto che ci sono 300 dipendenti tra personale docente e non docente, 1600 allievi circa, una sede distaccata a Piemonte Oderzo, abbiamo un'azienda agraria con 15 ettari di terreno di cui 10 circa a vigneto, una cantina, una fattoria didattica, un convitto. Perciò non ci facciamo mancare niente. Nella nostra realtà c'è ovviamente, abbiamo collaborazione stretta con l'Università di Padova per la laurea in scienze viticolo-enologiche, collaboriamo con il vicino di casa CREA per quanto riguarda appunto la ricerca, Veneto Agricoltura che condivide con noi tra l'altro esperienze e spazi proprio di laboratoriali, insomma davvero abbiamo una situazione particolarmente complessa e quindi io ho una grande responsabilità in questo, ma me la sento tutta. La proposta formativa dell'Istituto Cerletti è davvero articolata e ampia, può descrivercela brevemente? Sì, in sintesi noi abbiamo sia il percorso tecnico che professionale
All'interno del corso tecnico abbiamo più indirizzi, che sono quello di viticolo enologico, che è forse anche il più antico, diciamo così. Poi abbiamo quello delle trasformazioni e produzioni, quindi più campo zootecnico, caseario. E poi abbiamo gestione del territorio che probabilmente adesso avrà una curvatura anche un po' diversa rispetto al passato, proprio per accogliere quelle che sono richieste di un territorio come il nostro, dal punto di vista proprio paesaggistico, turistico, e quindi anche in linea con il riconoscimento UNESCO che insomma è recente. La storia del Cerletti è sicuramente lunga, prestigiosa. Nell'immediato secondo dopoguerra qui i primi enotecnici diventarono pionieri di tantissime aziende che sul territorio sono diventate davvero importantissime e hanno lanciato il prodotto principe Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore di OCG, e parte di loro, parte di quelle mani, di quel lavoro ha portato anche al riconoscimento UNESCO del territorio proprio recentemente. E ai giovani che si affacciano oggi al Cerletti, qual è la prospettiva, quale può essere il sogno da continuare a coltivare secondo lei? A mio avviso quello che dicevo un po' prima, cioè attraverso i nostri percorsi, che avranno anche proprio una particolare attenzione a questa novità, cioè del riconoscimento UNESCO, il nostro compito è quello di formare delle professionalità che possono rispondere alle esigenze che già c'erano, ma anche a quelle che si sono aggiunte e si aggiungeranno proprio per questa particolare vocazione del nostro territorio. Quindi a mio avviso veramente in questo istituto, non perché lo dirigo io, ma davvero potranno trovare risposta alle loro esigenze se vorranno investire il loro futuro in questa direzione.